Siamo all'interno del consorzio Tutela Vini Friuli, Colli Orientali e Ramandolo. Con noi abbiamo Francesco Degano, che è il tecnico agronomo, per capire un po' questa vendemmia 2024, che ormai possiamo dire è già partita, però il grosso inizierà a partire da lunedì, no? Se non sbaglio. Sì, allora diciamo che avendo una zona in cui si coltivano diverse varietà, per noi la vendemmia è come dico sempre io, una lunghissima giornata che a un certo punto inizia e poi finisce. È iniziata con le basi spumante, quindi i vini un po' più acidi, un po' più freschi che servono appunto per produrre i vini spumantizzati, e poi dalla prossima settimana cominceremo con i Pinot Grigi, i Sauvignon, per poi andare avanti con i Tokai successivamente. Ecco, è stata un po' un'annata particolare perché tra pioggia, caldo e soprattutto grandine che si è fatta purtroppo viva anche dalle nostre parti. Ma sai, in realtà ogni anno diciamo che è un'annata particolare, in realtà non è proprio così, ci dobbiamo quasi un po' abituare a questa altalenanza fra il caldo, il freddo e il siccitoso. Anche quest'anno infatti siamo partiti con un mese di maggio registrando delle temperature anche sotto i 10 gradi più e più volte, per poi arrivare a metà giugno, fine giugno, inizi di luglio, con questa rimonta anticiclonica che ormai ci porta ad avere delle annate, delle estati molto siccitose. Ecco, tra l'altro noi ci troviamo a Corno di Rosazzo, in una zona un po' particolare, perché diciamo così, qui si chiude in un certo senso l'area dei colli orientali, già alcuni territori che fanno parte del comune di Corno di Rosazzo sono sotto le grave e poco più avanti, cioè di là degli Udrio, inizia il Collio. Diciamo così, caratteristiche anche morfologiche, geografiche un po' particolari, no, tra i vari vini. Tra i vari vini sì, perché noi stiamo facendo fra l'altro un bel lavoro insieme ad ERSA, FVG, sulla caratterizzazione dei suoli. In realtà i suoli caratterizzanti della zona che parte da Ramandolo, quindi dalla zona più a nord, e arriva fino all'estremo sud del Coglio, sono appunto tutti caratterizzati, scusate la ripetizione, da questi terreni che noi chiamiamo ponche, che sono sostanzialmente nelle marne e quindi fatte da argille e sabbia, che hanno per fortuna la possibilità di mantenere un buon equilibrio idrico, quindi non siamo ancora in sofferenza grazie proprio ai terreni.